Quali sono le conseguenze che un evento drammatico, come essere testimoni di un incidente, può avere sulla coscienza della sicurezza stradale di un automobilista o di un futuro automobilista? Ragazzi on the Road è un'associazione che a scopo pedagogico accompagna giovani tra i 16 e i 20 anni a vivere un'esperienza diretta assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo anche delle attività con i soccorritori e quello ce lo dimostra più di tutto, insomma si può uscire con un codice verde e poi questo può tramutare in giallo o in rosso o in nero, non lo sappiamo mai. I ragazzi ovviamente svolgono tutte queste attività in massima sicurezza, sono degli osservatori partecipanti e però assolutamente sì, quello che capita è la realtà, non c'è finzione e però la realtà è proprio quello che lascia il segno. Lorenzo Brollo è un giovane psicologo responsabile dell'unità educativa di Ragazzi on the Road, un progetto che da un paio d'anni è attivo anche nel Veneto orientale con la collaborazione tra gli altri dell'ULS 4, cioè a cui possono assistere i ragazzi e la realtà, a volte nella sua forma più cruda e drammatica di un evento estremo come un incidente stradale. Sono capitate situazioni davvero tragiche. Le dico una cosa in più, noi i ragazzi li portiamo fino alle shock room, li portiamo a vedere proprio l'ultimo intervento, l'ultimo step per salvare una vita. La sensibilità personale cambia da persona a persona, però la psicologia ci insegna che il dolore, se elaborato correttamente, può diventare veramente un'arma positiva, trasformativa e con i giovani che parlano tra l'altro con i loro pari, davvero questa diventa una forza enorme. L'esperienza diretta, anche forte, con la realtà, la coscienza dei fatti e delle loro conseguenze, possono avere un effetto pedagogico profondo e indelebile. I ragazzi se stanno alla pari, si sentono a fianco alle forze dell'ordine come loro, perseguono lo stesso obiettivo, no? E quindi si sentono supportati dall'istituzione, davvero cambiano la loro prospettiva e davvero si orientano verso quella che è la strada della legalità.